Domani il sindaco presenterà la giunta di Agrigento, tutti gli assessori uscenti dovrebbero essere riconfermati. Riunione in prefettura stamani 3 rappresentanti della manifestazione dello scorso 2 agosto, forte presa di posizione dell'associazione Ecclesia Viva. Al via il prossimo 29 agosto l'8ª edizione della Strada degli Scrittori, il tema scelto quest'anno, le parole del cinema. 30 anni fa veniva a mancare il cantante Domenico Modugno, lo ricordiamo con una performance musicale al Teatro Pirandello fatta lo scorso 6 agosto 2019. Presentata la squadra dell'Acagas alle autorità, le interviste a Giuseppe Deni e Carmelo Callari. Buongiorno con il nuovo appuntamento di TV Notizie, oggi martedì 6 agosto. Ad Agrigento, mercoledì 7 agosto, al Comune alle ore 9:30, il sindaco Francesco Miccichè presenterà la giunta frutto della verifica politica di maggioranza ritenuta necessaria e che ha determinato in precedenza l'azzeramento dell'esecutivo. In una nota stampa il sindaco afferma, conclusa la fase delle consultazioni politiche e programmatiche, presenteremo alla città gli assessori che mi affiancheranno nel proseguo dell'attività amministrativa. L'azzeramento, ribadisce il sindaco, si è reso necessario per sondare le forze politiche della maggioranza nell'ambito di una verifica di stabilità e di condivisione del programma di governo. Ritengo che tale passaggio politico si sia rivelato utile e proficuo al fine di consolidare e rilanciare l'assetto della maggioranza che sostiene la mia sindacatura, garantendo di conseguenza una più efficace e utile azione di governo a vantaggio della città e delle istanze in agenda. L'intero direttivo di Fratelli d'Italia, che ho l'onore di presiedere, esprime soddisfazione per la nomina del neoassessore regionale onorevole Giusy Savarino e quanto comunica in una nota il presidente provinciale del partito, Adriano Barba. Siamo orgogliosi di avere in giunta regionale un deputato agrigentino di Fratelli d'Italia che ha dimostrato di avere grandi capacità di ascolto e attaccamento al territorio. Per tale ragione siamo sicuri, continua Barba, che saprà adempiere al meglio al ruolo di assessore al territorio e ambiente e saprà dare le giuste risposte ai siciliani. Il partito in provincia di Agrigento continua il percorso intrapreso di radicamento nel territorio con l'obiettivo di consegnare, afferma Barba, ai cittadini una classe dirigente all'altezza del primo partito di governo del paese e certamente avere l'opportunità di esprimere in giunta regionale un esponente provinciale del partito è per noi motivo di ulteriore stimolo nel condurre le nostre battaglie nel superiore interesse di Agrigento e della Sicilia intera. All'assessore Savarino, conclude nella nota il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Adriano Barba, auguriamo quindi buon lavoro. Riunione stamani in prefettura sull'emergenza idrica a seguito della manifestazione dello scorso 2 agosto da parte dei cittadini di Agrigento per vagliare le proposte presentate dal cartello sociale e dai rappresentanti dei vari comitati di quartiere per sollecitare gli interventi per la soluzione della crisi idrica in città e non solo. A tal riguardo, relativamente alla manifestazione dello scorso 2 agosto, interviene l'associazione Ecclesia Viva, il servizio. Riunione in prefettura stamani sull'emergenza idrica a seguito della manifestazione dello scorso 2 agosto da parte dei cittadini di Agrigento per vagliare le proposte presentate dal cartello sociale e dai rappresentanti dei vari quartieri di Agrigento per sollecitare interventi per la soluzione della crisi idrica in città e non solo. A tal riguardo, relativamente alla manifestazione dello scorso 2 agosto, è intervenuta l'associazione Ecclesia Viva, affermando come non possiamo e non dobbiamo, non vogliamo stare in silenzio e subire chi vuole che gli agrigentini rinunciano al loro diritto di manifestare o ridurre il valore di tale diritto, che è uno dei più atti democratici dopo il voto.
La manifestazione dello scorso 2 agosto non è stata la richiesta di un pio desiderio di qualche goccia d'acqua, ma chiaramente la richiesta che chi in questi anni ha gestito la politica locale e regionale senza prevedere risposte strutturali alla crisi idrica ammetta il suo fallimento, ammetta le sue responsabilità e agisca di conseguenza. Al governo nazionale dovrebbe arrivare questo grido sul fallimento frutto di una mancata programmazione. Se volevano i numeri, ieri li hanno avuti, visto che per i politici contano i numeri. Nessun sindaco consigliere onorevole ai numeri della manifestazione del 2 agosto, ai quali vanno aggiunti quelli delle famiglie con anziani, ammalati, lungodegenti, lavoratori che non hanno potuto partecipare, ma c'erano accanto gli altri. Per qualcuno è stata una sobillazione di popolo, perché questa volta il popolo c'era, perché il popolo è uscito dai circolini come dalle chiese e non è andato a mare. Fossimo stati anche 10, 100, 1000, abbiamo sempre il diritto a manifestare, chiedere di essere ascoltati. Lo Stato e il popolo che questa volta è sceso in piazza in maniera ragionevole e serena, anche se qualcuno vorrebbe far passare l'idea di un popolo sobillatore. Forse chi di dovere dovrebbe preoccuparsi delle migliaia di agrigentini che erano alla manifestazione, ma del perché gli altri non c'erano. Risposte che farebbero tremare. A conclusione, afferma l'associazione Ecclesia Viva, che arrivino le risposte che non siano il presidente, l'assessore o il dirigente regionale di turno nominati commissario di se stessi. Congratulazioni e auguri di buon lavoro al mio assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo e quanto affermano in una nota congiunta il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia, IGP, Gerardo Diana, e il presidente del Consorzio Arancia di Ribera DOP, Salvatore Daino. Siamo certi che insieme potremo continuare il proficuo percorso di collaborazione già tracciati con l'assessore San Martino, che lo ha preceduto nel ruolo e che ringraziamo. All'assessore, vista la grave crisi idrica che stiamo attraversando, chiediamo un'attenzione e soluzioni per le problematiche da noi evidenziate. I 2 esponenti chiedono altresì al neoassessore Barbagallo l'aiuto immediato e lo stop agli esosi ruoli di riscossione emessi dai consorzi di bonifica per l'anno 2023, anche in assenza totale di servizi irrigui. Ribadiamo che servono l'attuazione della riforma dei consorzi di bonifica, procedure semplificate per l'accesso ai fondi già stanziati dal governo regionale per fronteggiare la siccità e lo snellimento delle pratiche burocratiche per poter ricercare e attingere all'acqua autonomamente. Pertanto si chiede un incontro con il neoassessore regionale per ascoltare la voce e le istanze degli agricoltori di Ribera e non solo. E a causa dell'elevata torbidità dell'acqua in uscita dal potabilizzatore di Siciliacque ha interrotto l'esercizio dell'acquedotto Fanaco, è stata di conseguenza fermata la distribuzione nei comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bonpensiere, Delia, Sommatino. Questo quando rende noto Caltacqua annunciando che sarà comunicato tempestivamente ogni utile aggiornamento per una ripresa del servizio. E sempre in tema di acqua, inaugurata stamani a Palma di Montechiaro la casetta dell'acqua, voluta dal sindaco Castellino. È un'acqua naturale, gassata e controllata. La struttura si trova tra la via Mazzini e la via Nenni a Palma di Montechiaro. L'intervista al sindaco. Oggi apriamo le 2 prime casette dell'acqua a Palma di Montechiaro, una è qui e una sarà posizionata in via Pietro Nenni e tra qualche giorno poi apriremo quella in piazza Aquilino. Per i primi 2 giorni, per il lancio dell'iniziativa, sarà possibile usufruire dell'acqua potabile, quindi per l'uso, per poterla bere. Assolutamente. E abbiamo anche la possibilità di averla non solo naturale ma anche frizzante, sarà gratuita per tutta la città, oggi e domani. Dopodiché ci sarà un costo che è molto contenuto, che è 5 centesimi al litro, e questo ci consentirà da un lato di rispettare l'ambiente perché non avremo l'utilizzo della plastica, dall'altro la possibilità anche di educare le nuove generazioni al rispetto da un lato dell'ambiente, dall'altro a una risorsa preziosa come quella dell'acqua. E come sapete stiamo vivendo dei momenti molto critici con una società così forte, però abbiamo deciso anche in questo momento così complesso di poter garantire l'acqua potabile ai nostri concittadini.
Ringraziamo la Ecotec per questa meravigliosa iniziativa, è stato un parto abbastanza lungo, però quello che conta è aver raggiunto i risultati. Ho voluto con me in rappresentanza delle nuove generazioni un bambino, perché sono i bambini la cartina di tornasole del nostro agire. Dobbiamo agire sempre nell'interesse esclusivo dei bambini, ai quali dobbiamo consegnare un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Viva Ecotec, viva Palma di Montechiaro! Il prefetto Romano in visita istituzionale a Bivona in occasione del torneo dei quartieri, il servizio. Il prefetto di Agrigento Romano, nell'ambito del già intrapreso ciclo di visite istituzionali dei comuni della provincia agrigentina, si è recato a Bivona in occasione del torneo dei quartieri di calcetto giovanile, sport, disabilità e inclusione organizzato da Francesco Colombo, presidente della SD Renato Traina. Un appuntamento quest'ultimo ormai consolidato è giunto alla 24esima edizione, atteso e apprezzato, che si pone come obiettivo quello di promuovere lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, oltre alla diffusione dei valori positivi dello sport come il rispetto per i compagni, per gli avversari, l'importanza dello stare insieme e l'adoperarsi per un obiettivo comune. Ad accogliere presso il Consiglio Comunale il prefetto romano è stato il sindaco Mirko Ginà, primo cittadino bivonese che unitamente al Consiglio Comunale e alla Giunta ha voluto ringraziare il prefetto per il prezioso lavoro svolto, per la proficua collaborazione con gli enti locali anche in periodi difficili come quello di emergenza idrica attuale. In particolare il sindaco ha ricordato che l'intervento del prefetto ha consentito di salvare il raccolto della pesca di Bivona DOP, prodotto fondamentale per l'economia locale tutta imperniata sull'agricoltura. Sull'emergenza lavica a Catania e provincia, il sindaco della città Enrico Trantino ha convocato i sindaci del comprensorio etneo per proporre un piano strategico a lungo termine. La cenere vulcanica, ha dichiarato il primo cittadino catanese, non è più un'emergenza ma una realtà con cui convivere. Il servizio da Catania e l'intervista ai sindaci. Sindaci compatti per ottenere finanziamenti e contrastare al meglio il problema della cenere vulcanica, Sindaco? Per fortuna tutti i comuni siamo compatti, oggi siamo tutti riuniti per chiedere con una sola voce aiuto alle istituzioni regionali e nazionali, perché i comuni non possono affrontare, qua non è più un'emergenza, è una calamità, è diventata una calamità continua e i comuni non possono affrontarlo. Barbacaro, è una situazione che non può poi andare avanti così, occorrono degli interventi straordinari e soprattutto risolutivi. Sì, lo abbiamo detto, lo ribadiamo, oggi ci incontriamo finalmente con i sindaci, insomma, dei comuni coinvolti, ma diciamo che i comuni della provincia di Catania sono in gran numero, dipende tutto dal vento e dalla vicinanza con il vulcano. Chiaramente siamo qui per discutere, intanto per capire quali sono le azioni che la Regione può mettere in campo, quindi dal punto di vista economico, l'aiuto che può dare affinché noi possiamo ripulire immediatamente i nostri territori, ma quello diciamo che ci interessa di più è avviare una concertazione e verificare quali possono essere gli interventi dal punto di vista strutturale e infrastrutturale, nel senso che ormai da qualche anno a questa parte sappiamo che l'Etna ci fa questi scherzetti e quindi abbiamo bisogno dei mezzi, magari vediamo acquistati dalla Protezione Civile o dalla Provincia Regionale di Catania, che devono essere sempre pronti a disposizione dei comuni. Solo così possiamo intervenire tempestivamente, altrimenti rischiamo veramente di avere in continuazione le nostre città piene di cenere vulcanica quando diciamo, l'Etna fa diciamo, questi parossismi. Siamo qui, quindi aspettiamo anche l'assessore Andrea Messina, che ringraziamo, e il sindaco Trantino, per discutere e parlare, per verificare intanto la Regione, che in finanziaria ha messo 1 milione di euro, ma ritengo che basti forse solo al comune di Ecireale per ripulire immediatamente l'intera città, quindi vediamo il da farsi, speriamo appunto che ci sia un intervento da parte del Presidente della Regione, attenzioneremo la situazione insieme all'assessore Messina e siamo sicuri che comunque, come si è sempre fatto, troveremo una soluzione per i nostri territori. La Regione ha stanziato 1 milione di euro per l'emergenza cenere, non basta, i sindaci chiedono un intervento soprattutto risolutivo. Sì, intanto al più presto possibile cercheremo di ripartire e trasferire già questo budget. Stiamo dicendo ai sindaci di
utilizzare con le somme urgenti la possibilità di reperire fondi in bilancio e poi la Regione contiamo nella prossima variazione di bilancio di poter incrementare anche il capitolo. Ho parlato stamattina anche con il direttore della Protezione Civile e anche lui ovviamente mi ribadisce il massimo impegno, la massima disponibilità, però per quanto riguarda le risorse dobbiamo aspettare la prossima variazione e cercare di dare un aiuto ulteriore ai comuni che in questo momento, comprendiamo bene, stanno soffrendo questa difficoltà insieme purtroppo a tutte le altre difficoltà di bilancio. È un'emergenza nell'emergenza, ma è purtroppo anche una calamità. Questa sottile differenza forse non si comprende molto bene, bisogna intervenire con decisione. Basta trattarla come un'emergenza, un evento ciclico e pertanto bisogna pianificare in ragione del fatto che è anche un'opportunità, nel senso che se non ci fossero queste piogge di cenere dovremmo temere le effusioni magmatiche, quindi meglio le piogge di cenere, dobbiamo essere pronti ovviamente a contrastarle e a rimuovere la terra lavica il prima possibile. Per questo vorrei che si affrontasse congiuntamente con tutti i sindaci, perché è inutile agire ciascuno per i fatti propri. L'unità in questo caso non solo fa la forza, ma presumo faccia anche un sensibile risparmio. Torna per l'8º anno consecutivo il Master di scrittura della Strada degli Scrittori, che si svolgerà dal 29 agosto al 6 settembre nei locali dello Spazio Temenos di via Pirandello. Il tema sarà le parole del cinema. Registi, attori, scrittori si alterneranno come docenti in lezione e laboratori di scrittura. Sentiamo l'approfondimento. Torna per l'8º anno ad Agrigento il Master di scrittura della Strada degli Scrittori, che si svolgerà dal 29 agosto al 6 settembre nei locali dello Spazio Temenos di via Pirandello. Il tema sarà le parole del cinema. Registi, attori, scrittori si alterneranno come docenti nelle lezioni e laboratori di scrittura. Il Master consentirà di approfondire le tecniche di passaggio dalla scrittura all'immagine, scoprendo il rapporto con la musica, i segreti del montaggio e tutto quanto c'è dietro la macchina da presa. Un'offerta di formazione rivolta a studenti, giornalisti, responsabili della comunicazione, giovani autori, aspiranti scrittori, editori, docenti e appassionati che si dedicano a approfondire la propria conoscenza nell'ambito della scrittura creativa, anche quando la parola diventa immagine. A condurre le lezioni e laboratori, coordinati dal direttore della Strada Felice Cavallaro, i volti di tanti film come La grande Manuela Ventura, L'intramontabile Fioretta Meri, Giusy Buscemi, la vicequestore Vanina della serie TV, Ester Pantano, la Suleima di Macari e ancora Paola Mammini, la sceneggiatrice di Perfetti Sconosciuti, l'autore del film cult come 100 passi di Claudio Fava, il produttore Peppe Zarbo e attori del calibro di Alessio Vassallo, Vincenzo Pirrotta, Ninni Bruschetta, Gaetano Aronica, Salvatore Nocera Bracco. Tra i registi parteciperanno Isabella Leoni, Costanza Quatriglio, Pasquale Scimeca, Beppe Cino, Rocco Mortelliti, Leandro Picarella, Giovanni Volpe, coinvolti i filmmaker Gallo e Gian Porcaro, presenti anche giornalisti intellettuali come Domenico Iannaccone, Gaetano Savatteri, Ivan Scinardo, Beniamino Biondi e Marina Castiglione. La serata alla navata della chiesa di San Pietro sarà trasformata in una sala cinematografica per un festival del cinema aperto a tutti gli attori e registi che commenteranno così i loro film. Il primo appuntamento è il 29 agosto con una serata dedicata al film Mascaria, ricordando il sacrificio dell'imprenditore di Gela Riccardo Greco, una drammatica storia maturata all'interno di quel pianeta antimafia dove anche le istituzioni talvolta si macchiano di errori ed omissioni. L'ultima tappa sarà il 6 settembre con una serata dedicata all'indimenticabile narratore di Vicata, Andrea Camilleri. Nel giorno del suo compleanno saranno presenti alcuni familiari come la nipote, la scrittrice Arianna Mortelliti. Il 6 agosto del 1994 ci lasciava Domenico Modugno, un grandissimo cantautore italiano, considerato uno dei padri della musica leggera italiana. A tal riguardo vi proponiamo una performance musicale tratta dal nostro archivio in sua memoria, fatta al Teatro Pirandello dall'attore Nocera Bracco in data 6 agosto 2019.
si tiene una finestra dell'anzella, no. Tiene una chianta rosa e la nascondere, i capelli si spogliano, pure usciato ce levano, pure usciato ce levano e cadono. Pigliate pure le figlie, teccate pure la mogliera, zuccate pure la lusana, zuccate pure la lusana, zuccate si può toccare. Pigliate pure le figlie, teccate pure la mogliera, zuccate pure la sangue, zuccate pure la sangue, zuccate si può toccare. Ma attendo a te a legna, se seccata e perciò te rica, attendo a te a legna se seccata e quando è secca asciutta piglia fuoco, a legna se seccata e quando è secca asciutta piglia fuoco, sai sa la vampa e avvampa saglie arriva e fiamma viva che a posto da scioscia popolo con pasto fuoco ardente alla vita finestra la pista che ti pide via pure salsiccia tutta pura cannella sulla cannella e la Pizzola come salsiccia, stupola come cannella, scannale come capretta, scannale come capretta, scannale si buona. Saglie, Angela arriva e fiamma viva che a posto da sciosciato e sciosciai e sciosciamo tutti insieme quando il popolo sa unisce casa e passo primo scioscia tu e sciosciai e sciosciamo tutti insieme quando il popolo sa unisce casa e passo primo scioscia tu e sciosciai e sciosciamo tutti insieme quando il popolo sa unisce casa e passo primo scioscia tu e sciosciai e sciosciamo tutti insieme quando il popolo sa unisce casa e passo primo E per la cronaca sull'omicidio di Attilio Manca, indagato il cugino Ugo, cosa lo legava a lui? Il servizio da Trapani. Veleni nel giardino di casa dei genitori di Attilio Manca. Al via a settembre l'udienza preliminare a carico del cugino Ugo Manca, imputato di stalking. Presunte vittime di atti persecutori Angela e Gino, i genitori dell'urologo dell'ospedale di Belcolle trovato cadavere nella sua casa della Grotticella a Viterbo la mattina del 12 febbraio 2004. Ucciso da una overdose, secondo la procura di Viterbo, vittima invece di mafia, secondo la famiglia, e non solo, per aver avuto a che fare con l'intervento alla prostata, cui fu sottoposto a Marsiglia il boss Bernardo Provenzano.
L'udienza preliminare per Ugo Manca, difeso dall'avvocato Franco Bartolone, si aprirà il 19 settembre davanti al GUP Giovanni De Marco del Tribunale di Barcellona a Pozzo di Gotto, mentre risale ad aprile l'avviso di fine indagini preliminari del PM Brei, controfirmato dal procuratore capo di Barcellona Giuseppe Verzera. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe sversato in numerose occasioni nei mesi di maggio e agosto del 2022, nonché nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2023, sostanze nocive nel giardino di pertinenza della vicina abitazione di Angela Gentile e Gioacchino Manca, provocando le loro difficoltà respiratorie e il perimento delle piante, ingenerando anche il loro un fondato timore per la propria incolumità e costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita, a tenere chiuse, per esempio, porte e finestre della propria casa anche d'estate e non uscire in giardino e infine ad abbandonare la propria abitazione. Portano avanti la battaglia in nome di Attilio per la riapertura delle indagini, la madre Angela e il fratello Gianluca, mentre da circa un anno il caso è nelle mani del pubblico ministero Stefano Luciani della Procura della Repubblica di Roma. Ugo Manca, come si ricorderà, era già finito nelle carte della Commissione Nazionale Antimafia che ha ricostruito i movimenti prima e dopo la morte di Attilio, accertando che la prima mattina del 13 febbraio Ugo era arrivato intorno alle ore 7 alla stazione Termini di Roma e si era diretto a Viterbo accompagnato in auto da un'amica e arrivato proprio lì chiedeva insistentemente di entrare nell'abitazione di Attilio, in quel momento posta sotto sequestro, asseritamente per recuperare dei vestiti da utilizzare per vestire la salma. Inoltre la famiglia segnalava il costante contatto telefonico intercorso tra Ugo Manca e un altro barcellonese di lui amico che veniva aggiornato continuamente sugli sviluppi degli accertamenti post morte di Attilio. Tra le carte si ricorda la presenza dell'impronta di Ugo Manca su una piastrella del bagno in quella che era la casa di Attilio e la grotticella e che riferiva di aver lasciato a metà dicembre 2003 allorché fu ospitato una notte dal cugino in previsione di un intervento chirurgico che gli venne praticato proprio da quest'ultimo all'ospedale di Belcolle di Viterbo. L'appartamento, dopo il soggiorno del nipote, fu frequentato dai genitori di Attilio, ospiti del figlio nei giorni di Natale 2003 e da diversi amici del medico che trascorsero la serata a casa sua il 6 febbraio 2004, quindi meno di una settimana prima della sua morte. Eppure nessuna delle loro impronte veniva rilevata dalla polizia scientifica in fase di indagini. Una domenica segnata da 3 tragedie nel mare siciliano. Le condizioni meteo, le forti correnti e il mare agitato hanno provocato diversi morti. Il servizio da Palermo. 3 vittime in 24 ore, morte annegate nel mare siciliano. La prima, una donna di 65 anni deceduta di fronte al litorale tra Marsale e Petrosino, in un tratto di spiaggia dove non c'è servizio di salvataggio con bagnini. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che dopo essere entrata in acqua con 2 bambini abbia avuto una difficoltà a ritornare a riva a causa delle forti correnti che la spingevano verso il largo. Sono stati alcuni bagnanti che, facendo una catena umana, l'hanno raggiunta e portata sulla spiaggia, dove gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla, ma purtroppo senza successo. La seconda tragedia invece è accaduta a Realmonte, nell'Agrigentino, al Lido Rossello. Il 50enne Gaspare Lessi di Favara, secondo quanto è stato ricostruito dai militari dell'Arma, stava facendo un bagno quando all'improvviso sarebbe stato colto da un malore e non è riuscito più a tornare a riva annegando. Infine il terzo dramma in mare è avvenuto a Scoitti, nel Ragusano. Il 17enne Alessandro Capuzzello avrebbe cercato di salvare un amico in preda alle forti correnti del mare, ma non ce l'ha fatta. È morto durante la corsa in ospedale. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha sospeso in segno di lutto tutte le manifestazioni previste per oggi. Linea da regia per la pubblicità. Sentiamo ora le novità sul bonus fieno, da oggi in distribuzione agli allevatori della Sicilia.
Sono in tutto 10 centri sul territorio siciliano in cui a partire da oggi sarà distribuito il fieno agli allevatori che hanno diritto al bonus introdotto dalla Regione. La misura finanziata con 20 milioni di euro è stata voluta dal governatore Renato Schifani per limitare i danni dovuti alla siccità. La difficile crisi idrica che stiamo vivendo, dichiara il Presidente, impone azioni tempestive. Per questo, anche per quanto riguarda questa misura, abbiamo fatto in modo che tutte le procedure potessero essere completate nel più breve tempo possibile. La consegna del fieno agli agricoltori rappresenta un'altra tappa nel complesso percorso per affrontare le conseguenze della siccità. Poter approvvigionarsi direttamente di fieno per le aziende zootecniche che sono in questo momento in una situazione drammatica è un risultato tangibile. La qualità di foraggio da distribuire agli allevatori dipenderà dall'intensità del danno subito sui territori in base alle precipitazioni rilevate dal servizio informativo agro-meteorologico siciliano. Gli elenchi con i beneficiari sono stati pubblicati nelle scorse settimane nella sezione del portale istituzionale della Regione Siciliana dedicata all'assessorato dell'agricoltura. Le operazioni di consegna dovranno avvenire obbligatoriamente alla presenza di un dipendente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. L'elenco dei centri sarà aggiornato successivamente per essere incrementato secondo le esigenze. E intanto vendemmia anticipata, bestiame compromesso, colture secche, aride, carenza d'acqua. L'intera Sicilia è ormai stremata dalla siccità e dalla crisi idrica. Siamo convinti che questa drammatica situazione sia figlia sia dei cambiamenti climatici, ma essa è soprattutto strettamente connessa all'incapacità trentennale della classe politica siciliana di avere una visione e una programmazione in grado di dotare la Sicilia, terra tradizionalmente arida, e dalle prese con strutturali problemi idrici, di infrastrutture degne di questo nome. Lo ha dichiarato il responsabile regionale di Legacoop Sicilia Agroalimentare e Pesca, Mimmo Pistone. Lo stesso ha poi aggiunto: la Sicilia sta vivendo uno dei periodi più bui della propria storia, messa in ginocchio da una siccità terribile che sta determinando in varie province siciliane disagi a tutta la popolazione a causa del razionamento della risorsa idrica, di turni di erogazione sempre più rari. Ad essere colpite è sicuramente l'economia siciliana e il comparto agroalimentare che sta vivendo condizioni estreme che necessitano provvedimenti di carattere urgente e straordinario. Negli scorsi mesi abbiamo chiesto, prosegue ancora, al governo della regione di dotarsi di un piano straordinario in grado di individuare criticità, punti di debolezza e fonti di finanziamento e di intervenire con urgenza sul sistema idrico. Dopo anni di ritardi imbarazzanti, rimettere in sesto la rete idrica siciliana necessita tempi lunghi, così come l'intervento sulle dighe, di cui il 50% non è stato mai collaudato. Se da un lato l'intervento in termini di investimenti sulle infrastrutture idriche è assolutamente necessario, dall'altro i nostri produttori, i nostri allevatori, i nostri agricoltori rischiano di essere travolti dalle conseguenze di questa drammatica crisi. Le nostre arance stanno cadendo tutte per terra, le piante stanno diventando gialle, per cui stiamo cercando quantomeno di riuscire a salvare con quel poco di acqua rimasta nei pozzi quantomeno le piante, anche se guardando un po' in giro, facendo un giro, vediamo che tutti i laghi sono vuoti, le nostre dighe sono vuote e i pozzi ci stanno anche abbandonando. Io non mi ricordo mai di aver vissuto un'annata del genere, ci sono state annate di siccità, ma non mai come in questo modo. Da Marco Savatteri a Gianfranco Iannuzzo, premiati i migliori fotografi e ambasciatori della Sicilia nel mondo in una serata di cultura e tradizioni relativamente al concorso Fotografa San Calogero organizzato dal quotidiano Agrigento Oggi. Vi proponiamo uno stralcio di alcuni premiati con delle interviste. Gianfranco Iannuzzo
Questa sera ha ricevuto un riconoscimento dalla sua città, a dire il vero non è nuovo, per il premio alla sua carriera, un'eccellenza non solo a livello nazionale. Me lo stai dicendo tu adesso, non lo sapevo, doveva essere una sorpresa, mi hai svelato questa cosa. Io sono venuto perché sono molto amico di Domenico Vecchio che organizza questa bellissima serata, mi fa anche molto piacere che abbia avuto questo successo, si vede dal pubblico che è seduto sulle scale addirittura. E poi perché sono un grandissimo appassionato di fotografia, sai bene che ho raccontato la nostra città in un libro che ha avuto un grandissimo successo e quindi mi fa un piacere enorme, che si chiama Gente Mia. Quindi siccome sono un fotografo dovevo decidere se fare il fotografo o l'attore. Davvero, lo dico davvero. No, ma noi abbiamo visto anche delle fotografie. Esatto. E quando Domenico, con questa giuria prestigiosissima che riguardava molti fotografi come Peppi Cacocciola, Pitrone oppure Massimo Palamenghi, hanno deciso di premiarmi per una foto fatta a San Calò, intanto l'ho presa come una cosa di grande, come dire, incoraggiamento a fare ancora fotografia alla nostra terra, alla nostra città meravigliosa. E poi è una bella gratificazione perché molti fotografi mi hanno considerato da subito come un fotografo e non come un attore che fa fotografie, capito? Quindi mi ha fatto molto piacere. Quindi questa è una serata in cui si parlerà di fotografia e dell'amore che abbiamo gli agrigentini per questo San Calò, che è una cosa meravigliosa, è un simbolo San Calò, la dice lunga sul nostro modo di rapportarci agli altri, agli umili, ai reietti, ai diversi. Non facciamo nessuna discriminazione sulla base della pelle, della religione, del colore della pelle. Quindi il San Calò è un simbolo il più bello che si possa immaginare. Francesco Picarella, presidente di Federalberghi, anche voi coinvolti nella manifestazione per il premio fotografa San Calogero, la Sagra, ma anche tante eccellenze. Assolutamente sì, lo facciamo già da 13 anni, quindi da 13 anni che diamo una mano a questa bellissima manifestazione che ci aiuta a noi operatori del settore a promuovere al meglio quella che è la nostra città, le nostre bellezze e soprattutto due feste, le nostre due feste meravigliose che sono appunto il Mandorla in Fiore e San Calogero, e che ci mettono nelle condizioni naturalmente appunto di promuovere una città bella, vivace e che comunque ha nelle sue bellezze sicuramente un fattore predominante. Quindi lo sponsorizziamo sempre questo concorso, lo continueremo a sponsorizzare e siamo qui per rendere omaggio appunto a tutti questi fotografi che si sono cimentati in questo bellissimo contest. Beniamino Biondi è il direttore del complesso museale Le Fabbriche, che da tanto tempo erano chiuse e questa sera ospitano questa bella manifestazione. Beniamino, cosa significa per voi intanto riaprire questa struttura bellissima, offrire alla città questo punto di aggregazione culturale, ma soprattutto ospitare questa sera questo premio? Questa occasione ci consente ancora di più e meglio di poter raccontare al pubblico della serata gli intendimenti e gli obiettivi di questo spazio, riaperto dallo scorso dicembre, ma devo dire che grazie ad un'intensa attività nel solco di libri, musica, teatro, cinema e tante altre iniziative che in questo spazio avranno luogo, siamo diventati una vera e propria istituzione culturale nel cuore più antico della città di Agrigento. Direi che la città meritava la restituzione di questo spazio agli stessi cittadini per lo svolgimento di attività di assoluto prestigio. Marco Savatteri della Savatteri Produzioni, questa sera ci hai allietati durante la premiazione San Calogero e Mandorla in Fiore con una performance nuova, Picciotti Show. Sì, lo diciamo con questo bicchiere di vino, libiam nei lieti calici all'insegna dell'arte e della bellezza. Una serata dedicata alla fotografia, ma non solo, e dunque questa commistione di arti su questo palco. Picciotti Show è un Decameron siciliano scritto per omaggiare le leggende della Sicilia in un tempo senza tempo, una sorta di storia mitica anche questa, dedicata però alle tradizioni popolari e alle leggende e alla letteratura italiana e siciliana e agli autori siciliani che hanno reso la Sicilia grande nel mondo. Una performance che avete portato a Los Angeles, se non sbaglio, giusto? A Los Angeles, insieme a Camicette Bianche e il Risveglio degli Dei, stiamo portando il nome della Sicilia grazie al Made in Sicily con Giovanni Callà e Davide Morici. È un viaggio che sta continuando, presto vi daremo qualche aggiornamento. Abbiamo iniziato appunto con la California e ci sposteremo in altri lidi. Ma questa sera tu non sei stato soltanto il regista di questa performance, ma hai ricevuto un riconoscimento come ambasciatore della sicilianità e di Agrigento in particolare.
che mi onora moltissimo in Vino Veritas, e vi dico che sono molto emozionato, perché ricevere un premio del genere e ricevere il sostegno da parte della cittadinanza, del direttore Domenico Vecchio e di tutti coloro che scommettono nell'arte mi fa sentire in qualche modo protetto da una bella energia costruttiva. Dobbiamo tutti noi agrigentini impegnarci nel nostro mondo, nel nostro piccolo, nelle nostre possibilità, a fare qualcosa per questa città, perché è bellissimo ovviamente criticamente scorgere le critiche, ma è ancora più bello costruire e risolvere le cose che sentiamo che non vanno ancora per il meglio, e quindi serate come queste che promuovono, che sostengono la cultura in tutte le sue forme, in tutta la bellezza delle possibilità espressive, servono a ricordarci che la volontà, l'entusiasmo e l'unione può fare veramente la differenza. Domenico Vecchio, 13ª edizione, ormai abbiamo passato la decina, però è proprio questo lo scopo promozionale di questa manifestazione. Intanto siamo particolarmente contenti per la partecipazione anche poi tutti puntualissimi, già alle 20 erano seduti, è una partecipazione incredibile, e poi siamo veramente contenti e orgogliosi perché abbiamo premiato le eccellenze del nostro territorio, e tra queste c'è sicuramente Savatteri Produzioni, Marco Savatteri, di cui veramente andiamo orgogliosi e non vedevamo l'ora di consegnare questo premio. Ringraziamo Marco per la sua partecipazione insieme a tutti quelli che sono intervenuti. 13 anni questa edizione fotografica, non a caso torniamo alle fabbriche dopo 10 anni, perché eravamo stati già qui 10 anni fa, e ancora una volta abbiamo avuto pure abbiamo premiato delle donne. Ricordo la prima edizione 13 anni fa abbiamo premiato una donna, Lorena Caruana, abbiamo invitato Lorena Caruana questa sera qui a premiare un'altra donna, un'altra fotografia, quindi siamo veramente contenti e soddisfatti. Grazie a tutti, appuntamento al prossimo anno e grazie anche a voi. 1 milione di passeggeri a luglio, l'aeroporto di Palermo segna un record storico. Intervista al suo presidente Salvatore Burrafato. 1 milione di passeggeri in un mese, nel mese di luglio all'aeroporto internazionale di Palermo, è davvero un risultato straordinario. Dietro questo risultato straordinario, che salutiamo con grande entusiasmo ma anche con grande responsabilità, c'è il lavoro di tanti uomini, di tante donne che al Falcone Borsellino lavorano instancabilmente per assicurare l'accoglienza ai tanti passeggeri che fanno tappa a Palermo e in Sicilia. È chiaro che in questo momento godiamo di una situazione contingente davvero favorevole. Le aree di crisi nel bacino del Mediterraneo portano i passeggeri e i turisti a scegliere Palermo, e quindi la nostra struttura aeroportuale deve essere pronta ad accogliere tanti passeggeri e a reggere questa sfida. È chiaro che noi dal marzo del 2023 ci siamo ritrovati con un lavoro già avviato, abbiamo provato a velocizzarlo, abbiamo dato nuovi spazi per accogliere al meglio i passeggeri, abbiamo continuato l'operatività assicurando l'esecuzione dei lavori, e tutto questo ci sta premiando oltremodo. È anche vero che quando si raggiunge un obiettivo si guarda già a quello successivo, e quindi siamo pronti a salutare l'agosto 2024 come un altro mese straordinario e un altro mese di successi. E questo è possibile grazie alla capacità di programmare e di guardare alle prospettive che questo territorio può riservare ai tanti turisti internazionali che stanno arrivando a Palermo. E questo è possibile grazie ad esempio a 2 vettori che hanno scelto di fare delle rotte straordinarie su Palermo, delle rotte dirette. Sono appunto Turkish Airlines, che dal 2023 ci assicura il collegamento diretto con Istanbul, e nel 2024 l'esperimento superato a pieni voti di un collegamento diretto con il Kennedy di New York. Queste sono piccoli risultati che comunque ci confermano che questa è la strada da battere, il sentiero sul quale camminare. Soprattutto bisogna dare un nuovo impulso a questa azione che sarà portata avanti anche da qui al prossimo quadriennio.
Abbiamo messo in cantiere investimenti per circa 68 milioni di euro per qualificare ulteriormente questa struttura aeroportuale sia sotto il profilo dell'accoglienza ma anche sotto il profilo della sicurezza e dell'innovazione del green. Sono questi gli ingredienti sui quali lavoreremo, sui quali proveremo a imbastire un nuovo futuro per questo scalo internazionale che merita ogni attenzione e che deve ripagare della fiducia degli azionisti e che deve essere in grado di reggere le sfide che il traffico internazionale ci consegnerà da qui a breve. Agosto messinese, Vara e non solo, presentati gli appuntamenti estivi. Abbiamo sentito in merito Enzo Caruso, assessore alla cultura del Comune di Messina. Assessore, agosto messinese, grande manifestazione anche quest'anno e poi ci sono tutte le manifestazioni connesse alla manifestazione principale che è la Vara. Cosa c'è di nuovo oltre la tradizione? Abbiamo intanto aggregato una serie di eventi che hanno a che fare con il teatro, con la musica, con lo spettacolo, che fanno da cornice all'evento principale che è quello della Vara e dei Giganti. Abbiamo l'evento di Don Giovanni d'Austria, ci sono due arene che verranno allestite sia a Piazza Municipio, sulla scalinata un po' dove sorgeva il teatro dei 12.000, con una serie di eventi e spettacoli aspettando la Vara, e un altro più culturale all'Arena Cicciò, che è un altro spazio che vorremmo gratuitamente riaprire ai messinesi perché è poco conosciuto e poco sfruttato fino adesso, ma da quando l'abbiamo reso agibile vogliamo dare un bell'input a quest'altro meraviglioso luogo. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni affinché la città possa vivere quest'agosto in una maniera serena, allegra, spensierata, soprattutto per quelli che hanno deciso di rimanere in città e per cui gratuitamente poter fruire di questi eventi, di queste manifestazioni che riteniamo siano di livello. Questa carenza d'acqua può in qualche modo incidere sulla riuscita della manifestazione? No, l'assessore Minutoli con tutto il suo gruppo ha trovato la soluzione di poter riempire le autobotti di acqua non potabile, per cui non andrebbe a intaccare assolutamente le risorse idriche che sono destinate alla popolazione. La Vara è un valore importante che dobbiamo mantenere, anzi raccontiamo che proprio oggi ci sarà la prima parte del gemellaggio a Palmi con una delegazione di Messina che andrà a firmare questo protocollo d'intesa che è stato deliberato in Consiglio Comunale, e il giorno 13 agosto sarà la delegazione di Palmi a venire proprio qui a Messina, nella città che nel 600 ha concesso il privilegio del culto della Madonna della Lettera. A Catania il Summer Fest, Irama incanta 6.000 fan nella Villa Bellini. Un'organizzazione ottimale dello staff ha garantito che l'evento si svolgesse tutelando e valorizzando l'arena della villa con il suo giardino storico. La corrispondenza da Catania. Benvenuti! Un successo per Irama che ha incantato oltre 6.000 fan nella suggestiva cornice della Villa Bellini a Catania, unica tappa siciliana del suo tour No Stress, inserito nel cartellone di spettacoli estivi del Summer Fest promosso dall'amministrazione comunale. Il cantautore toscano, uno degli artisti di maggior successo dell'attuale panorama musicale italiano, ha proposto un repertorio che ha spaziato tra i suoi grandi successi e le novità più recenti come Tu No, presentato allo scorso Festival di Sanremo, che ha emozionato e coinvolto il pubblico che ha cantato a squarciagola. La scaletta ha incluso anche le canzoni del recentissimo album pubblicato il 7 luglio 2023 e certificato oro, tra questi il singolo Hollywood. Un pubblico di ogni età, dai giovanissimi agli adulti, che ha partecipato con entusiasmo all'esibizione del cantante, che ha salutato Catania sottolineando la sua bellezza paesaggistica e il buon cibo, oltre alle calde temperature di questi giorni. Passiamo allo sport. Ieri è stata presentata la nuova squadra dell'Agragas alle istituzioni presso il foyer del Teatro Pirandello. Sentiamo le interviste a Giuseppe Deni e Carmelo Callari.
Presentata ieri la squadra dell'Akragas alle istituzioni di Agrigento nel corso di una cerimonia nel foyer del Teatro Pirandello. Tra gli interventi i massimi dirigenti del club biancazzurro, lo staff tecnico, i calciatori della prima squadra. L'amministrazione comunale è stata rappresentata dal vicepresidente del Consiglio Comunale Cacciatore, il sindaco Franco Miccichè, assente e giustificato per impegni istituzionali a Palermo. È intervenuto telefonicamente lanciando un messaggio di augurio alla squadra prossima all'inizio della stagione agonistica ufficiale. Per la Lega Nazionale Dilettanti è stato presente Santino Lopressi, la FIGC provinciale è stata rappresentata dal presidente Angelo Caramanno e dal responsabile del settore giovanile scolastico Stefano Valenti. Nel corso della cerimonia sono state anche presentate le nuove maglie da gioco. Prossimamente la squadra sarà presentata alla città, ai tifosi e agli sportivi. Patron Giuseppe Deni, questa mattina l'Akragas si presenta alle istituzioni, entra nel vivo la stagione dei biancoazzurri. Sì, oggi presenteremo la compagine calcistica alle istituzioni e vogliamo cogliere questo momento perché per noi è un momento importante. Come voi tutti sapete, lo sport unisce tutte le ideologie di natura politica, la destra, il centrodestra, per cui tenendo presente questo fatto oggi noi lanceremo una tregua sociale. Vero è che Agrigento manca l'acqua, vero è che Agrigento non è molto pulita, vero è che a Agrigento ci sono le strade che sono tutto un programma, però è anche vero che fra 4 mesi saremo nell'occhio del ciclone, significa che saremo davanti all'occhio del mondo, per cui dobbiamo adottare uno slogan: noi amiamo Agrigento, e lo facciamo nella qualità di uomini di sport. Oggi lo sport unisce e noi dobbiamo essere tutti insieme per amare Agrigento, per cui dobbiamo lasciare tutte le diatribe e dobbiamo fare una tregua sociale. Ecco, questo è il messaggio che oggi noi vogliamo lanciare. Sotto l'aspetto tecnico, che squadra avete allestito? Quali sono gli obiettivi dell'Akragas? Come avevamo detto, noi vogliamo alzare l'asticella. Ritengo che fino ad ora con la campagna acquisti questo è avvenuto. È chiaro che siamo ancora sul mercato, vedremo nelle prime battute quello che succederà, però siamo pronti ancora oggi ad intervenire sul mercato qualora ce ne fosse bisogno. Presidente Carmelo Callari, questa mattina presentate alle istituzioni l'Akragas. Sì, oggi ci apprestiamo, è il primo passo. Prima che inizi il campionato ci presentiamo alle istituzioni, diamo il benvenuto a chi viene coinvolto attivamente nelle organizzazioni delle partite. Per cui un ringraziamento a tutti gli intervenuti, veramente caloroso, e iniziamo così la nostra stagione. Che Akragas sta nascendo, Presidente? Io ho visto già nella partitella di allenamento, vedo già degli schemi, vedo molto impegno. Saranno poi le partite ufficiali che daranno il responso del calcio. Akragas è molto attiva anche nel sociale. Sì, assolutamente sì. Per esempio, un esempio su tutti, l'integrazione. Noi abbiamo all'interno della compagine calcistica un minore non accompagnato sfortunato dell'Africa che è venuto e che noi abbiamo fatto integrare, con il risultato un profilo interessante sotto l'aspetto calcistico, quindi gioca, si allena con i nostri calciatori, ha pure giocato la partita amichevole, per cui anche questo messaggio noi lo portiamo avanti attraverso lo sport. Bene, questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 per chi ha le Smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20, con replica la mattina alle 9. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata da parte di TVA.